Ecco, lei viene da Assemblea del lato idrico, abbiamo visto che ci sono momenti particolari con il commissariamento da parte della Regione, è un momento critico per Lati, cui vi siete anche ribellati, dal suo punto di vista, alle ultime novità. Ma intanto rispetto al commissariamento devo dire qui è successo un incidente di percorso, nel senso che il commissario si è dimesso, quindi in questo momento non ce l'abbiamo, il commissario che era stato indicato dal direttore del Dipartimento Acque e Rifiuti. Per quanto riguarda invece il percorso che l'ATI sta facendo, questa sera si è convenuto intanto abbiamo lo statuto della società consortile, questo statuto deve passare nei consigli comunali il prima possibile per l'approvazione e poi dare mandato ad un notaio per andare a costituire la società. Questo è un passaggio importantissimo e non può avere più deroghe né ritardi. Il secondo punto è la tariffa idrica che deve essere adeguata nelle norme e Sogesi, da cui ci siamo rivolti ancora per un nulla osta, i due dipartimenti dello stesso Ministero non parlano e serve questo nulla osta e anche su questo accelereremo per poter arrivare al risultato. E il terzo punto è i comuni che hanno avuto questo ex 147 hanno avuto già tempo, i 6 mesi, per attivare le procedure per il riconoscimento. Faccio un esempio per tutti: ci sono quei comuni che dovevano mettere i contatori e se non lo hanno fatto sono in ritardo, e quindi questa sera si è chiesto anche di accelerare per quello che poi rappresenta questa approvazione del 147.